Sulla pericolosità della strada statale 189 si sono scritti fiumi di parole, in attesa che vengano prese le decisioni sperate da tutti, ossia la messa in sicurezza della strada con il raddoppio. Si continua a morire. Il sangue continua a scorrere a fiumi in questa strada maledetta, una delle arterie più pericolose della penisola. Ma la classe politica trova soltanto il tempo per litigare dei ribaltoni, di inciuci e delle donne di Berlusconi. La gente, invece, i comuni mortali, tanto per intenderci, deve farsi il segno della croce prima di transitare per strade del genere. Sulla 189 la verità unica e sola è che si continua a morire. Non c'è tratto che non nasconda un pericolo, un'insidia. Casteltermine è uno dei centri che ha pagato con più sangue la pericolosità di questa strada maledetta. Decine di morti in circa 30 anni sono difficili da digerire. Qualche giorno fa alcune persone hanno collocato 30 croci bianche nei pressi della galleria dove la scorsa settimana ha trovato la morte un 23enne, Calogero Sola. Sarebbe stato scelto il colore bianco perché sono morti silenziosi, che non fanno rumore nemmeno sulla stampa nazionale. Quelle croci sono state rimosse dal personale dell'ANAS, ma in tanti, soprattutto ieri mattina, le hanno viste e qualsiasi automobilista, avendoli notate, avrà pensato che forse è meglio ritardare di qualche momento il proprio arrivo a casa o al lavoro che rischiare la propria vita e la vita altrui in un sorpasso azzardato. Il pensiero di tutti questi automobilisti non può non essere andato a quelle persone che non ci sono più, alle loro famiglie distrutte dal dolore. Tante famiglie hanno pianto la morte di un proprio congiunto e la testimonianza sono tutte quelle lapidi, tutte uguali ma con la foto naturalmente diversa. Lo scorso anno l'associazione Una Strada per la Vita ha stretto in un abbraccio ideale i familiari delle vittime, non facendoli sentire soli e smuovendo finalmente qualcosa nella coscienza collettiva della nostra provincia, organizzando una fiaccolata. È servita a spostare i riflettori per qualche giorno su Casteltermine e sulla 189 in particolare, ma poi è calato il silenzio, un silenzio che purtroppo continua ad uccidere.